Professore Prato, un'iniziativa sicuramente interessante e anche geniale, festeggiare questa festa di San Luca che è il protettore, il patrono degli artisti. In tanti sicuramente non lo sanno e lei lo ha voluto fare. Intanto non lo sapevano, adesso lo sanno. San Luca appunto è il patrono degli artisti e noi l'abbiamo festeggiato oggi qui all'Accademia di Belle Arti di Agrigento con una bella estemporanea che oltre ai ragazzi dell'Accademia sono venuti in questa manifestazione anche ragazzi, artisti provenienti da altri istituti di belle arti della Sicilia. È un'occasione come tante altre che abbiamo fatto per fare conoscere il centro storico della Lecce Girgenti anche ai ragazzi che le gite scolastiche portano soltanto alla Valle dei Templi. Quindi noi abbiamo tante cose, tante bellezze che si possono anche osservare dal prossimo Belvedere Domenico Modugno che sarà presto inaugurato qui ad Agrigento nella piazzale Sinatra. Una manifestazione che è stata anche variegata con i ragazzi che hanno dipinto cose, scene belle della città di Agrigento, monumenti. Alla fine c'è stato anche un ballo del Valdagras con la consegna dei premi. Sì, i ragazzi hanno dipinto angoli del centro storico di Agrigento. Sono stati 177 artisti accompagnati molte volte anche dai propri familiari e quindi abbiamo avuto un centro storico pieno di gente e questo mi fa molto piacere. Il Valdagras è qui all'Accademia alla conclusione della consegna degli attestati di partecipazione che valgono come credito didattico e praticamente ha fatto un'esibizione proprio del gruppo folcloristico che diciamolo forse il più antico della città di Agrigento. Un'accademia che va avanti e che quanto prima inizierà il nuovo anno accademico, appunto, che ha visto anche l'interesse di partner esteri. Un'accademia che da quando è in questi locali, che lo voglio ripetere perché molti pensano diversamente, questi locali sono in affitto, sono proprietà del comune, sono in affitto, l'Accademia di Belle Arti ha partecipato a un bando, ha vinto il bando e adesso è al centro storico. E devo dire che questa istituzione al centro storico in via Bacchi Bacchi ad Agrigento è molto gradita anche dal quartiere, questo quartiere è veramente rinato.